Ciao a tutti, sono Antonello, sono molto contento del lavoro che mi hanno fatto qui in Moldavia e vi consiglio di venire tutti quanti qui. Io ho avuto problemi con i denti sin da piccolino, quindi arrivato a 50 anni ero praticamente con la piorrea e stavo perdendo tutti i denti. Vlog 54. 55. Questo è l'ultimo viaggio dei lavori. Ne ho fatto uno a dicembre, ho fatto tutta la parte chirurgica, sono passati 8 mesi e sono qui per montare i definitivi. Quindi diciamo la conclusione dell'iter principale. Dopodiché probabilmente ci si vedrà ogni 6 mesi, qualche giorno una puntatina la faremo. Non vi lasciano in pace un attimo. Ma non a caso in Guyana vi piazzano il cellulare con la scusa che vi deve chiamare la clinica e poi un continuo, vieni qua, di qua, andiamo dall'altra parte, però vabbè, almeno passa la giornata. Le giornate altrimenti sarebbero lunghe. Dovrei montare domani i provvisori, perciò dovrei tornare ancora un'altra volta a gennaio e montare i definitivi. Ciao, io sono Barbara e sono nelle veci di accompagnatrice. Ho accompagnato mio marito, Mauro, che per fortuna non è fifone, è riuscito a superare, diciamo, i momenti di tensione, perché insomma non è una passeggiata fare queste cure. È tranquillo da questo punto di vista, però per fare un filmato lascia molto a desiderare. Lui non ama queste cose, quindi lo faccio io al posto suo. Ci siamo trovati abbastanza bene con le ragazze della logistica, tutte simpatiche, i dottori bravi, un'equipe completa e che dire, niente, andiamo a mangiare tra poco. Auguri a tutti e buon proseguimento. Oggi siamo venuti a Poiana Bradulu, in un posto molto bello, rustico, dove i nostri pazienti conosceranno le nostre tradizioni e la nostra cultura. E mangeremo dei piatti tradizionali, vedremo dei posti molto belli e conosceremo la zona insieme. Secondo me è stata una cosa positiva. Adesso è logico che c'è chi riesce ad avere un trattamento migliore non per gli altri ma per il suo fisico e ne risente di meno, e c'è quello che ne risente di più.
trovato subito molta professionalità, proprio mi sono sentito subito in famiglia, in casa, molto accoglienti, molto simpatici, molto bravi. Vlog 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50.000 cose da fare. Sono Ivan, vengo da Parma, lei è mia figlia Virginia. Ho trovato questa situazione da solo, da buona autodidatta su internet. Mi ha convinto il dottor Palma sui video che ho visto. Mi hanno mandato un preventivo e abbiamo iniziato questo viaggio qua in Moldavia. He said all you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. Qua non ci crederete, ma abbiamo spostato, messo in gabbia tutte queste belle persone, le teniamo segregate qua a lavorare per voi 15 ore al giorno. Non ci crederete, ma abbiamo già 5 mosche che si sono schiantate su questi vetri. Allora abbiamo messo tutti questi. Siamo in attesa qua delle cover perché così si rischia la vita. Sono spariti tutti, non c'è nessuno. Devo dire che sono stato molto contento, adesso mi trovo alla fine del mio percorso, sono venuto a fare un controllo, nel frattempo ho portato i miei figli a fare un bollettino aereo, così hanno provato anche loro l'ebbrezza del volo. Questa è la nuova sala corsi. È chiuso. No, ora è chiuso perché la stiamo tutta preparando, però vedi, hanno già montato i tavoli, hanno già messo anche il videoproiettore, qua siamo pronti per le nuove lezioni e i corsi. Qua si studia, si studia. Devo dire che mi sono trovato molto bene, staff ottimo, tutti molto gentili e professionali, devo dire. E secondo me hanno anche apprezzato tutti i salami che ho portato qua nei viaggi che ho fatto e che hanno mangiato chiaramente di gusto, loro ridono e basta, quindi un saluto a tutti e vi consiglio SOS Turismo Dentale. Bye!